Una domanda riguardo alla terza corsia. Firmato oggi la prima parte che riguarda il quarto all'otto, a questo punto quali sono i passi successivi che si può aspettare per quanto riguarda l'intera opera della terza corsia? Beh, il 2016 è indubbiamente l'anno delle infrastrutture, quindi dopo aver sottoscritto il contratto del terzo lotto, oggi sottoscriviamo il contratto del quarto lotto, il che significa che a breve, nei 60 giorni, dovrà essere presentato il progetto esecutivo per appunto il primo stralcio, il primo sublotto del quarto lotto. Stiamo parlando del tratto che va da Gonars al nodo di Palmanova, è uno snodo importante anche rispetto al terzo lotto, valore complessivo 65 milioni, mentre il valore complessivo del quarto lotto è di oltre 220 milioni, quindi sta andando avanti la realizzazione di un'opera essenziale per il Paese. Presidente, un'opera che avrà anche delle ricadute per i laboratori locali. Importante anche questa, ricordiamoci che la società, anzi l'associazione temporanea di impresa che è aggiudicataria del lotto e del sublotto è un'associazione di impresa fatta da più imprese, di cui 2 del nostro territorio, e ovviamente, come ci ha spiegato anche la società capofila, è chiaro che tenteranno, anzi cercheranno manodopera sul luogo, proprio perché questo ovviamente è anche più conveniente per loro. Tra le novità emerse in occasione della firma di questo affidamento dei lavori, una tempistica relativa al completamento del tratto tra Porto Gruaro e Palmanova. Ma il completamento di tutto il tratto io penso che sia ipotizzabile all'inizio del 2021, però ovviamente è possibile immaginare che questo tratto sia inaugurabile anche per tratti funzionali e quindi a partire dalla fine del 2019. Quindi il primo tratto secondo me potrebbe essere appunto il nodo di Palmanova e la Tisana, quindi Casello di Ronchis. L'altro pezzo è il ponte sul tagliamento ed ultimo è proprio l'ultimo tratto al Visopoli Portogruaro. Ci sono anche delle novità che riguardano i finanziamenti europei. Sì, in realtà noi da qualche mese stiamo trattando sia con CDP che con BEI un ulteriore finanziamento rispetto a quello che già è in nostro possesso di CDP. È un finanziamento omnibus, nel senso che vale circa 600 milioni, che ingloba i 300 milioni che CDP ci aveva già accordato e che andavano a scadenza al 2020.